Previsioni meteo sbagliate e i turisti restano a casa. Gli albergatori veneti sono sul piede di guerra, accusano alcuni siti internet di lanciare allarmi sul maltempo senza avere la necessaria affidabilità, influenzando così le scelte dei turisti, specie di quelli che vengono da lontano per un lungo periodo di vacanza, che per non rischiare rimangono così lontani da spiagge e montagne venete. Nessuna volontà, almeno per il momento, di censurare queste previsioni, ma almeno quella di valutarne ufficialmente l'attendibilità. Secondo alcuni studi, fino a 3 giorni sarebbe dell'85%, per scendere poi allo 0,5% se fatte con 2 settimane di anticipo. Chiedere che il governo, magari la comunità europea, imponga ai siti che pubblicano previsioni meteorologiche di mettere anche il dato di attendibilità. Noi non vogliamo mettere la mordacchia a nessuno. Ognuno è libero di scrivere in un paese libero quello che vuole, però ti dice anche fra 15 giorni piove su Cortina, però l'indice di attendibilità di questa cosa è lo 0,5%. Questo credo che lo possiamo pretendere. Le località di mare, lago o montagna in Veneto spesso godono di microclimi ben diversi da quelli anticipati dalle previsioni. Magari piove a pochi chilometri di distanza nell'entroterra e lungo le spiagge splende il sole. E così, pur appoggiando il ricorso all'antitrust da parte degli albergatori di Rimini, i colleghi veneti preferiscono rinviare le iniziative legali. Comporta il rischio che l'antitrust si dichiari magari non perfettamente competente o addirittura respinga il ricorso. A questo punto gli daremo anche la soddisfazione a questi signori di aver perso un ricorso. Quindi rimane sempre tra le opzioni, però per il momento è congelato in attesa di capire un po' meglio chi possa essere competente su questa materia. Altra conseguenza di previsioni non azzeccate è il ritardo sempre maggiore nelle prenotazioni. Chi programma le vacanze aspetta a prenotare alberghi, appartamenti o villaggi pochi giorni prima della partenza, sperando che nel frattempo crescano le immagini con il sole splendente pubblicate nel sito preferito.